Buonasera a tutti voi dalla TG1. La protesta infiamma gli Stati Uniti dopo la morte a Minneapolis di un afroamericano durante un fermo di polizia. Quarta notte di scontri e cortei in una trentina di città. 2 le vittime durante le manifestazioni. Il Pentagono mette in campo l'esercito e schiera la polizia militare. La rabbia esplode anche davanti alla Casa Bianca. Trump, se supereranno la cancellata, troveranno cani feroci. Il corrispondente Claudio Pagliara. Oakland, California, la folla inferocita assalta una banca, devasta una farmacia. 2 agenti federali vengono raggiunti da proiettili, uno muore. Colpi di arma da fuoco anche a Detroit, nel Michigan. Un manifestante, un ragazzo di 19 anni, è colpito a morte. La pallottola è esplosa da un'auto in corsa. Si rischia l'escalation. Gli Stati Uniti si preparano ad un'altra notte di violenze. L'epicentro resta a Minneapolis. L'arresto dell'agente che ha ucciso George Floyd non ha affatto placato gli animi. Ieri notte migliaia di manifestanti a piedi in auto hanno sfidato il coprifuoco. Le forze dell'ordine non sono riuscite a disperderli. Candelotti lacrimogeni da una parte, petardi e bottiglie incendiarie dall'altra. È stata un'altra notte di guerriglia urbana. Il governatore, il democratico Tim Walz, mobilita la Guardia Nazionale al gran completo, 2500 soldati. I disordini, dice, non hanno più nulla a che vedere con George Floyd, sono un attacco alla convivenza civile. Disordini anche alle soglie della Casa Bianca. Se i manifestanti avessero varcato i cancelli avrebbero trovato ad attenderli i cani più feroci, dice Donald Trump in segno di sfida. Il presidente chiede alle autorità locali di agire con durezza contro gli estremisti. Ha messo in preallerta la polizia militare. Una legge gli consente di dispiegare l'esercito per ripristinare l'ordine. E a Minneapolis la folla chiede giustizia dopo l'arresto dell'agente accusato di aver soffocato George Floyd. La famiglia contesta i risultati dell'autopsia ufficiale. Anna Paola Ricci. Una perversa indifferenza alla vita. Questo, secondo gli inquirenti, avrebbe dimostrato Derek Chauvin, l'agente arrestato con l'accusa di aver provocato la morte di George Floyd, fermato per un controllo e tenuto immobilizzato col ginocchio sulla gola per 9 minuti. L'uomo era morto poco dopo in ospedale. Dall'inchiesta è emerso che i 2 si conoscevano, avevano lavorato nella sicurezza dello stesso locale e che Chauvin fosse un poliziotto dalla mano pesante. 17 segnalazioni, un omicidio in servizio. L'agente, cacciato dalla polizia, è agli arresti con l'accusa di omicidio di 3° grado, rischia 25 anni di carcere. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata a $500.000. The investigation is ongoing. Il procuratore della contea annuncia indagini anche sugli altri agenti della pattuglia. In un nuovo video, ripreso da un'altra angolazione, si vedono infatti 3 poliziotti bloccare Floyd, che però, secondo l'autopsia, non sarebbe morto per asfissia da soffocamento, ma per l'azione combinata di una malattia cardiaca precedente e la possibile presenza di una sostanza tossica nel corpo. La famiglia contesta il risultato e chiede un esame indipendente. Intanto dei manifestanti hanno raggiunto la casa dell'agente Chauvin. Qualcuno ha scritto sull'asfalto assassino. Sua moglie, una rifugiata del Laos, si è dichiarata devastata dal comportamento del marito e ha chiesto il divorzio. Dunque un fronte interno caldissimo per Trump, ma il presidente rilancia il braccio di ferro con la Cina dopo la legge sulla sicurezza ad Hong Kong. Andiamo in diretta dalla corrispondente Giovanna Botteri, a te. Perché Hong Kong sembra davvero il primo banco di prova di questo nuovo braccio di ferro tra Washington e Pechino che qualcuno chiama già una guerra fredda. Il presidente americano ha deciso di togliere alla città ex colonia britannica lo statuto di zona economica e di commercio speciale, dopo che la Cina ha varato per la città una nuova legge sulla sicurezza. La reazione di Pechino è stata immediata. Chiunque tenti di interferire nella politica interna della Cina è destinato a fallire. Le conseguenze saranno pesanti. Per il momento c'è tensione alta nella città, ma evidentemente la Cina è anche alla base della decisione di Trump di tagliare tutti i ponti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Speriamo che il Presidente ci ripensi e la posizione dell'Europa. A te la linea. La politica ora, Conte a Palazzo Chigi per il